Adesso però fatemi andare in una regione lì vicino, in Veneto. È un po' di tempo che stiamo seguendo questa vicenda del Veneto e secondo noi c'è qualcosa di importante da capire, perché vi ricordate Vo Euganeo, quel paese che fu circondato dalla prima zona rossa insieme a quella naturalmente della zona lombarda mi sfugge il nome, vabbè, di Codogno naturalmente. Eppure le cose lì in Veneto sono andate molto diversamente. Allora sono andato a intervistare il presidente della regione del Veneto per chiedergli, Luca Zaia, per chiedergli naturalmente qual è il sistema veneto, cosa hanno fatto, e naturalmente vicino a lui ci sono grandissimi esperti come il professor Andrea Crisanti e il professor Giorgio Palù. Guardate. Prima di tutto viene la salute dei cittadini. Perché questo si concretizzi bisogna accettare le indicazioni del mondo scientifico. Io penso che ci siano due linee di pensiero. Coloro che pensano che si debba attendere la sparizione totale del virus e coloro invece che pensano, io faccio parte di questa seconda categoria, che noi dobbiamo attivare un percorso di convivenza con il virus. In Veneto il percorso di convivenza con il virus è già iniziato. Oggi si può dire che il Veneto sia un modello e vale la pena di essere analizzato da vicino. Giorgio Palù è un virologo di fama internazionale, nonché decano dell'Università di Padova. Il Veneto ha affrontato questo problema come andava affrontato, non negli ospedali, non ricoverando, non trattando i pazienti, ma a livello di territorio. Il Veneto è dotato di presidi territoriali, di istituti di igiene profilattica, ha un efficientissimo sistema di sorveglianza epidemiologica. Il suo personale viene da anni di istruzione, di preparazione e non ultimo ha una grandissima tradizione che mi permetta viene dalla Serenissima Repubblica di Venezia che già nel 300 affrontava le pestilenze che tutte provenivano da est. Nel 300 già instaurava la quarantena, nel 400 fondava i lazzaretti e la contiguità diretta e culturale con una grande università di cui ho l'orgoglio di sentirmi un appartenente, che è la Scuola Medica Padovana, che è una scuola di medicina sperimentale che già apprendeva come affrontare il contagium vivum fluidum dalla peste in avanti. Da quel 21 febbraio le due zone rosse, quella della Lombardia e quella della sua regione, sono diventate qualcosa di diverso, no? A voi avete fatto subito a tappeto appunto i tamponi, la Lombardia ha usato un'altra strategia e le conseguenze sono molto molto visibili, no? Noi abbiamo fatto tamponi a livello internazionale, siamo la prima realtà al mondo per tamponi, poi c'è la Corea, ma subito dopo c'è la Lombardia. Penso che la Lombardia abbia pagato anche il grande scotto di aver avuto un'infezione importante e poderosa fin dall'inizio. La Lombardia non aveva sufficienza di letti in rianimazione, la Lombardia ha ricoverato molto, in Lombardia sono esplosi focolai ospedalieri e questo si doveva sapere conoscendo, se uno ha un'esperienza di virologia, quello che era successo nel 2002 e nel 2003 con la SARS, quindi andava prevenuto con un approccio di sanità pubblica e voglio dire ha avuto più morti e qua sto citando per ammissione degli stessi lombardi, non avevano mascherine i medici, non avevano respiratori sufficienti, hanno sovraffollato, quindi ecco, ci sono varie considerazioni che vanno fatte e tutte impattanti. Il modello Veneto si sta imponendo a tutti i livelli, diciamo, dall'uso dei presidi medico-sanitari all'uso dei tamponi molto massiccio, diciamo. Credo che siate forse l'unica regione ad aver completato lo screening del personale sanitario con i tamponi. Ma noi forse abbiamo avuto anche una condizione che ci ha permesso di farlo, ad esempio siamo riusciti ad acquistare un'attrezzatura importante, siamo gli unici d'Italia ad averla, una macchina americana che abbiamo intercettato in Olanda e l'abbiamo comprata, abbiamo speso 350.000 euro, questa macchina da sola riesce a farci quasi 9.000 tamponi al giorno. A questo si aggiunge un sistema che noi già avevamo organizzato mettendo in rete tutte le microbiologie del Veneto, che
che ci permette di arrivare a 15.000-20.000 tamponi al giorno. Proprio così, nel laboratorio di microbiologia e diagnostica dell'ospedale di Padova, il professor Andrea Crisanti e la sua equipe hanno a disposizione un macchinario rivoluzionario che semplifica il trattamento dei tamponi, riducendo i tempi e soprattutto i consumi dei preziosi reagenti. In genere i reagenti vengono posizionati su dei pozzetti, tipo questi che sono 96 pozzetti, ogni pozzetto c'è una reazione e questa macchina per distribuire i reagenti ci mette circa un'ora e mezza e questo è un grosso problema e quindi con la Regione Veneto abbiamo discusso a lungo di questa cosa e hanno deciso di fare un investimento importante per risolvere questo problema e hanno comprato l'ultima macchina che c'era in Europa, che è veramente una delle ultime meraviglie della tecnologia. I liquidi, invece di essere movimentati da un braccio meccanico, sono movimentati attraverso onde sonore che praticamente sparano le goccioline dei reagenti sui pozzetti con una precisione veramente incredibile. E questo permette di velocizzare il processo, perché invece di un'ora e mezza ci mette 10 minuti. Permette di incrementare la processività, perché piuttosto che piastre da 96 utilizza piastre da 384, quindi 4 volte. Noi avevamo comprato reagenti per circa 500.000 test. Con questa macchina adesso ne abbiamo a disposizione 2,5 milioni perché risparmiamo un quinto dei reagenti. Quindi è una macchina che costa ma introduce tantissimi elementi di vantaggio che poi si ripercuotono positivamente sia sulla spesa sia sulla capacità di intervenire del sistema sanitario a livello proprio locale. Ecco Zaia, non crede che questa buona pratica, questa intuizione, questa capacità operativa debba essere condivisa subito con le altre regioni? Non crede che le vostre buone pratiche debbano subito entrare nel vivo di tutto il paese? Ma guardi che il responsabile dei famosi primi 3.000 tamponi di Vo lo sta intervistando lei, nel senso che sono io. Ho deciso io quella sera di fare i 3.000 tamponi e dopodiché alla fine della quarantena il professor Crisanti mi chiamò e mi disse: guarda, ho visto questa iniziativa dei 3.000 tamponi fatti all'inizio, è eccezionale dal punto di vista scientifico, vi propongo di farne un giro di tamponi anche alla fine, e ne venne fuori lo studio di Vo. Per cui dico che noi abbiamo sempre avuto questa propensione a pianificare con il piano di sanità pubblica. Ovvio è che in questo momento di macchine come questa non se ne trovano più. Ecco, non se ne trovano più, questo è un vero peccato aver mancato questa occasione. Lei ha detto il Veneto non si è mai fermato veramente. Che cosa intende esattamente? Bisogna guardare in faccia la realtà. Se lei pensa il lockdown, insomma, la parola ha un significato molto chiaro, no? Tutto chiuso. Da quando si sono autorizzati i codici Ateco con il primo DPCM e poi con le deroghe con le prefetture e anche con i silenzi assensi, si sono aperte delle aziende e poi sempre di più il traffico sta aumentando, quindi dobbiamo prendere atto che il lockdown non esiste, senza incolpare nessuno, e da qui dobbiamo iniziare un percorso che è quello della convivenza con il virus e di pensare anche di ripartire, fermo restando che prima viene sempre la salute dei cittadini. Certo. Sente, lei ha detto ci sono test rapidi sempre più attendibili, no? Quali state usando esattamente? Ma guardi, noi abbiamo 3 strategie che si compenetrano e spesso si sovrappongono anche, e la nostra strategia è che la diagnosi oggi si può certificare solo con il tampone e quindi con il test molecolare per la ricerca molecolare dell'RNA, il tampone. Noi ne abbiamo fatti ormai 250.000. Dall'altro abbiamo i test rapidi, che sono i kit sierologici, come vengono anche definiti, quelli della goccia di sangue, per capirci. In un quarto d'ora tu sai già se sei positivo o negativo. Che limite hanno i test rapidi? E i nostri tecnici ci dicono che i test in commercio, quelli che stiamo utilizzando anche noi, danno falsi negativi, vuol dire che se ti dà la negatività potresti essere anche positivo, ma ti danno, sempre secondo i nostri tecnici, certi positivi. Quindi cosa facciamo noi? Utilizziamo a Falange Macedone il test rapido per screenare come sanità pubblica.
Quando troviamo i positivi col test rapido li andiamo a tamponare e quindi ci permette di avere molta più velocità su alcuni positivi. Dall'altro ovviamente poi c'è l'altra frontiera che noi già abbiamo attivato da quasi un mese, penso siamo stati i primi in Italia, che è rappresentata dal test sierologico, la famosa patente di immunità. Ecco, e che risultati state ottenendo? Ormai è un'evidenza scientifica che le persone che sono entrate in contatto con il virus sono molto di più di quanto i dati ci dicono. Lei che dati ha? Ma guardi, io le dico che a marzo il nostro modello matematico ci dava una proiezione, quindi eravamo a marzo di ipotetica di poter avere alla volta di fine giugno almeno 2 milioni di veneti infettati, il che non vuol dire 2 milioni di veneti ammalati, vuol dire veneti che molto probabilmente la gran parte sarebbero stati asintomatici ma positivi. Guardi, l'esperienza di Vo ci ha insegnato una cosa: il 21 febbraio avevamo i 2 contagiati di Vo, facendo i 3.000 tamponi nella popolazione di Vo di questo paese ne venne fuori che avevamo altri 66 contagiati asintomatici, li abbiamo isolati e dopo 15 giorni ci siamo ritrovati con soli 6 positivi asintomatici. Questo per dire cosa? Per dire che è fondamentale identificare ovviamente gli asintomatici positivi. Ovviamente il test rapido, prima me lo stava chiedendo, me l'ha chiesto, il test rapido io penso che possa essere una vera via di uscita per screenare la popolazione. Senta, governatore, non per fare polemica ma per analizzare gli errori eventualmente fatti, che cosa secondo lei è stato fatto e andrebbe migliorato, diciamo, dal punto di vista della protezione civile, del commissario straordinario Arcuri, insomma, l'organizzazione nazionale vista dal Veneto, in che modo potrebbe essere migliorata secondo lei? Ma guardi, noi veneti siamo abituati a rimboccarci le maniche, no? Qua ci hanno detto, dice tasi e lavora, no? Taci e lavora, nel senso che tutto quello che non strozza ingrassa, nel senso che posso dire che noi abbiamo ricevuto respiratori a livello nazionale, abbiamo ricevuto dispositivi, non tutto quello che ci serviva, e quello che ci serviva e che non ci hanno dato siamo andati a comprarselo. Guardi, noi abbiamo comprato una partita di 50 respiratori dalla Svizzera in piena emergenza. Le dico che è stato un calvario, siamo riusciti dopo la quarta spedizione a riuscire ad avere il camion che arrivava, però li abbiamo portati a casa 50 respiratori. Oggi noi abbiamo un magazzino creato di dispositivi che ci dà autosufficienza per 6 mesi. Abbiamo comprato 24 milioni e mezzo di mascherine. Non si dica che in questo momento non si trovano mascherine sul mercato, non lo dico ai cittadini che hanno difficoltà a trovarle perché è ancora vigente l'ordinanza di protezione civile, che io spero la ritirino e che quindi dia modo a tutti di importare dispositivi e di venderli nei supermercati dappertutto. Però noi della sanità non abbiamo più bisogno di offerte di mascherine. E dall'altro le dico anche un'altra cosa, io non ho mai criticato nessuno durante questa emergenza e non intendo farlo, però le dico che se avessimo avuto indicazioni dalla comunità scientifica puntuali all'inizio dell'emergenza, qualcosa di positivo si poteva fare. Punta il dito più verso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come ha fatto Trump, o punta il dito anche nei confronti dei nostri esperti dell'Istituto Superiore della Sanità che non hanno magari tradotto adeguatamente quell'esperienza di Wuhan? Ma guardi, io le dico che quando siamo partiti il 21 febbraio non avevamo il libretto uso e manutenzioni del coronavirus. Se domani mattina riavvolgessimo il nastro, si ripartisse con l'emergenza, noi abbiamo acquisito un sacco di informazioni in soli 2 mesi. Allora mi chiedo, io non punto il dito contro nessuno, mi chiedo, ma è possibile che a livello internazionale non ci fosse stato qualcuno che avesse già dato le prime indicazioni? Perché queste cose qua le vieni a conoscere già dopo qualche settimana, capisci che alcune cose sono fondamentali. Per cui secondo me questo è stato il vero problema, perché negli ospedali se noi avessimo avuto indicazioni avremmo, ad esempio, oggi sappiamo che l'utilizzo dell'eparina, che è un anticoagulante, o degli anticoagulanti in generale, migliora la condizione polmonare, che l'antimalarico somministrato a domicilio attenua moltissimo i sintomi, ma questo lo sappiamo in due mesi, è scandaloso che nessuno ce l'abbia detto. Presidente, lei ha segnalato l'esistenza di una sperimentazione lì in Veneto che riguarda proprio un farmaco che in questo caso si usa per la terapia al tumore alla prostata,
e che ha mostrato una promettente capacità invece di aggredire il virus. Sì, guardi, questa è stata una felice intuizione di un famoso urologo, il professor Pagano, che è qui della nostra scuderia, definiamola così, dello staff, del team dei grandi medici del Veneto. Ha avuto un'intuizione, aveva visto che i malati di coronavirus maschi sono il doppio delle donne. Primo aspetto. Sì. Ha visto che il coronavirus usa come veicolo per entrare nella cellula e infettarla, usa un enzima, approfitta di un enzima, che è lo stesso enzima che si va a inibire con un farmaco nel caso di tumore alla prostata. Quindi per la proprietà transitiva, chi è trattato per il tumore alla prostata per inibire questo enzima, che è lo stesso utilizzato al coronavirus, chi è trattato con questo farmaco del tumore alla prostata non si ammala di coronavirus. Senta Presidente, nella fase di riapertura, qualunque essa sia, conterà molto la capacità di aggredire il virus eventualmente là dove ci sono dei nuovi focolai, diciamo, quindi la capacità di quella che si chiama contact tracing, andare a cercare i possibili contatti di positivi. Voi come vi siete organizzati, come vi state organizzando da questo punto di vista? Ma guardi, le do un'immagine così un po' suggestiva e anche che sdrammatizza un po', ce lo ricordiamo tutti il film Ghostbuster, no? Che arriva la squadra, c'è un positivo tamponato, un positivo sintomatico, stiamo parlando del sintomatico, o l'asintomatico trovato con i tamponi, si va a verificare tutta la sua corte, quindi i contatti, tutti coloro che possono aver avuto i contatti, e poi si va all'isolamento fiduciario. Questa è la metodologia sociale per evitare la diffusione del contagio. Ovviamente bisogna subito perimetrare il focolaio e il sistema ad oggi è quello dei tamponi, però domani io spero che sia quello del test rapido, glielo dico con sincerità, perché ha una facilità di esecuzione che è unica. Penso che un test rapido, io ho fatto la prova e ci si mette 30 secondi a farlo, facciamo un minuto e poi attendi un quarto d'ora e è già l'esito. Se funziona è la vera via. Ovviamente. Quante squadre di Ghostbuster, di Virusbuster avete a disposizione? Ah no, ma guardi, Virusbuster ne abbiamo, nel senso che noi abbiamo messo in rete tutte le ASL del Veneto. Consideri che noi abbiamo anche avuto dei vantaggi in questa partita del coronavirus, perché abbiamo fatto delle riforme molto contestate in passato che si sono rivelate strategiche. Noi ad esempio abbiamo tolto tutto quello che sono le attività amministrative alle nostre ASL e quindi ai nostri direttori generali, perché le abbiamo affidate tutta un'unica struttura, che è quella poi che ha potuto comprare in maniera unica per tutti i respiratori, i dispositivi o quant'altro, e quindi i nostri direttori si devono occupare della salute e della sanità, e quindi abbiamo messo in rete tutte le USL che hanno assolutamente squadre che escono per i tamponi, e li facciamo anche in auto, addirittura diamo gli appuntamenti, arrivano in auto nei parcheggi e facciamo i tamponi. Senta, Presidente, allora andiamo proprio alla riapertura. Innanzitutto lei intende proporre una riapertura regionale con specifiche per il Veneto o aspetta la disposizione del governo centrale? Ma guardi, noi siamo rispettosi delle regole prima di tutto, e dall'altro c'è anche da dire che è una suggestione quella delle aperture regionali, perché comunque la legge è chiara, dice che il governo ha la possibilità di aprire e chiudere le imprese, aprire e chiudere le scuole. Quindi i cittadini dobbiamo bene dire chi ha la responsabilità e quindi ha la competenza che è il governo. Dall'altro noi abbiamo già redatto il nostro piano di sanità pubblica nel momento in cui si apriranno le imprese, tifiamo perché queste imprese vengano aperte. Siamo convinti del fatto che, come si è chiuso con gradualità questo paese, vi ricordo che abbiamo iniziato con i comuni del Lodigiano e con Vo per poi chiudere tutto il paese, è altrettanto vero che si possa anche valutare di aprire con gradualità, visto e considerato che ci sono delle realtà che possono già iniziare a pensare di ripartire. Vogliamo fare un piccolo cronoprogramma, sia pure ipotetico. Io qui sui giornali, cito il giornale del 14 aprile, vedo tra gli ipotetici step: 4 maggio, torno alla libera circolazione ma con obblighi, poi ingressi scaglionati nei negozi e centri commerciali, 11 maggio riapertura dei tribunali, 18 maggio riapertura al pubblico di altre attività di ristorazione, addirittura con distanze da rispettare, sino al 31 maggio ripartenza del campionato di calcio. Secondo lei questo è un calendario
Possibile? Ma guardi, non glielo so dire perché bisognerebbe farlo validare anche dalla comunità scientifica, però le posso dire una cosa, lo chiede al governatore del Veneto che ha gente in strada, che ha comunque aziende aperte. Io le dico che noi siamo pronti, torneremo più liberi di prima, abbandoneremo le mascherine, ma non nel breve, abbiamo bisogno di fare questo percorso assieme al virus e fare in modo che il virus sia continuamente placcato e non ci contagi. Senta, veniamo al turismo. Il Veneto si prepara anche alla stagione estiva, e come? Noi stiamo preparando, e glielo dico in anteprima, stiamo preparando un protocollo dedicato proprio al turismo. Mi rifiuto di pensare che si debba andare in spiaggia in un gabbiotto di plexiglass perché finisce che poi veramente la gente potrebbe odiare la spiaggia. Penso che dobbiamo puntare sul distanziamento sociale, sulla possibilità di mettere in sicurezza i cittadini e insomma anche di non drammatizzare sapendo che comunque il virus c'è. Però insomma tutte le storie delle epidemie, dei contagi ci insegnano che poi pian piano se ne esce e noi ne usciremo. Eccoci qua di nuovo in diretta da Via Teulada a Roma. Questa era l'intervista e l'intervista al Presidente Zaia, il modello Veneto, è molto diverso da quello lombardo. Naturalmente siamo a totale disposizione della Regione Lombardia. Abbiamo chiesto intervista all'assessore al welfare Gallera, naturalmente il Presidente Fontana, possono intervenire, possono dirci la loro in qualunque momento, spiegarci quando e come i due modelli possono essere messi sul piatto, ma l'abbiamo detto anche per evitare che certi errori possano ripetersi. Allora, andiamo rapidamente avanti con Maddalena Oliva. Buonasera Maddalena di nuovo. Allora, hai visto il modello Veneto così raccontato, così ben composto, con questi scienziati che hanno, dato manforte a una politica molto, molto stabile. Il territorio veneto è stato, passato al pettine sottile e hanno identificato subito che il tampone fosse l'arma che bisognava usare. Assolutamente, poi come dicevamo prima e tu l'hai fatto venire fuori in maniera molto molto chiara, loro sono stati aggressivi, cioè non per gettare la croce sempre appunto sulla vicina Lombardia, ma non noi del fatto, ma uno studio dell'Università Cattolica questa settimana, guardando da alcune delle regioni più colpite nel nord Italia, ha stilato diversi modelli di risposta sanitaria rispetto al virus e secondo me ci sono delle indicazioni molto interessanti perché ovviamente questo studio viene fuori nel momento in cui, come appunto abbiamo ben raccontato dal Veneto, sul caso di Vo, che è praticamente contemporaneo al caso iniziale di Codogno, siamo arrivati a una situazione con praticamente tutti guariti, quindi una risposta che nei fatti è certamente vincente. La cosa interessante di questo studio è che appunto si vedono come le due risposte sono state completamente diverse. Tu hai avuto un modello lombardo che ha risposto appunto con questa ospedalizzazione massiccia e non vuol dire che l'ospedale, non è una scelta che in toto è sbagliata. Chiaramente le eccellenze lombarde degli ospedali sono, famose in tutta Italia. Il problema è che se tu ti concentri solo sull'ospedale, ti dimentichi del territorio circostante, stai creando un problema nel momento in cui arriva un'epidemia come questa, che noi sappiamo che quando arriva in ospedale vuol dire che è già persa la battaglia. In Veneto noi abbiamo avuto un ricoverato in ospedale ogni 5 malati, in Lombardia invece la percentuale era del 50%, uno ogni 2. In Veneto sono da subito partiti, grazie anche agli studi del professor Crisanti, con una campagna aggressiva di massa dei tamponi. Questo ha permesso, peraltro, che ha permesso da una parte di isolare gli asintomatici e i contatti appunto con la mappatura dei contatti relativi, ma soprattutto ha permesso anche ad esempio di tenere molto contenuti i numeri dei contagiati tra gli operatori sanitari. Certo. Noi abbiamo avuto in infatti, Veneto solo il 5% di operatori sanitari contagiati, mentre Maddalena, in Lombardia scusa, il 12%. Sto per chiamare la pubblicità, voglio capire come titolate domani voi del Fatto Quotidiano, del Fatto tout court, cioè visto che c'è stato a Palazzo Chigi una grande riunione con le regioni, i comuni, qual è la notizia che viene fuori da quel fronte?
Guarda, noi ancora una volta devo dirti, Duilio, che però ci concentriamo ormai, come stiamo facendo da diverse settimane, ma ci concentriamo proprio su Lombardia e Piemonte ancora, perché quello che ci stiamo chiedendo è, in vista della fase 2, visto che appunto sono stati fatti degli errori, che garanzie abbiamo il fatto che questi errori non si ripeteranno? Indubbiamente, dobbiamo imparare dagli errori, indubbiamente. Grazie Maddalena Oliva, adesso andiamo rapidamente in pubblicità, torniamo tra pochissimo con Petrolio, non mancate. Nuovo in diretta da Petrolio, con Petrolio, e diamo subito la parola a Giulio Gallera, l'assessore al welfare della Regione Lombarda. Abbiamo parlato molto del caso Veneto, abbiamo parlato anche di quello che è avvenuto in alcune RSA lombarde. A lei, assessore. Sì, no, io vi ascoltavo e volevo solo precisare che, come ha più volte detto il direttore del Pio Albergo Tribuzio, il Tribuzio non ha mai accolto i pazienti Covid che erano gestiti da questa centrale che smistava, diciamo, coloro che erano in una fase di dimissioni e che venivano collocati in alcune strutture, e inoltre non era prevista in alcun modo una tariffa da 150 euro, quindi era importante specificare questo. Il Tribuzio non li ha accolti e non è prevista una tariffa di remunerazione di 150 euro. Per la precisione, grazie mille della vostra disponibilità. Voglio chiederle, approfitto della sua gentilezza nell'averci chiamato, per chiederle se state facendo un'analisi degli errori fatti e qual è il vostro giudizio eventualmente. Ma guardi, noi abbiamo agito in una situazione che non è paragonabile, poi avremo modo di approfondirlo, perché il fungo della bomba atomica l'abbiamo avuto in Regione Lombardia e non in Regione Veneto, quindi la Regione Veneto è riuscita a mettere in campo delle misure che noi non potevamo mettere in quelle 3 settimane durissime. È chiaro che a fronte di quello, e come diceva anche il Presidente Zaia, delle ricerche fatte sui farmaci, oggi siamo in grado di rafforzare la rete territoriale, di dare più risposte anche farmacologiche sul territorio, ed è evidente che in tema di protezione del nostro personale da oggi in poi, come ha detto il Ministro Speranza, per gli ospedali Covid, per i triage nei pronti soccorsi, bisogna mettere in campo delle misure più strutturate. Ci stiamo già lavorando per tutelare il personale. Dottor Gallera, abbiamo visto che le corsie delle terapie intensive per fortuna si stanno svuotando. Questo, può essere il segnale per portare il più possibile dentro i malati, per esempio quelli della terza età, che sono ancora in certi casi isolati nelle loro RSA? Ma guardi, è chiaro che il centro di tutto è la tutela del paziente. In alcuni casi, mi sembra di coglierlo anche dalla sua domanda, era ancora più rischioso spostare un paziente non autosufficiente, molto fragile, in un angolo di un pronto soccorso, perché gli si pregiudicava ancora di più la vita. È chiaro che oggi le attenzioni sono per una condizione diversa degli ospedali, e quindi stiamo monitorando e lavorando con grande intensità sulle RSA. Dottor Gallera, intanto la ringrazio molto delle sue precisazioni. Le prometto che verremo a trovarvi se ci date spazio. Naturalmente le interviste noi le accettiamo sempre volentieri, anzi le abbiamo richieste e le richiederemo ancora. Proveremo a venirvi a trovare, Gallera, assessore, e naturalmente anche il Presidente Fontana. Saremo a vostra disposizione e farvi le domande che tutti si pongono in questo momento. Intanto la ringrazio molto. La disponibilità è sempre stata massima e la confermiamo. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, proseguiamo rapidamente con il programma. Andiamo subito in un'altra regione d'Italia, andiamo a Prato, perché lì in Toscana, sapete, c'è un'enclave cinese molto significativa proprio a Prato, e la nostra Nuria Biuzzi ha indagato su come ha gestito quella comunità, questa fase così delicata dell'arrivo del coronavirus nel nostro paese. Guardate com'è diversa lì la situazione. Dobbiamo consegnare maschrini, anziani. La comunità cinese in questo periodo è stata molto solidale verso la città di Prato, non per un motivo politico, ma per il bene di questo territorio.
Siamo a Prato, la città europea con il tasso più alto di residenti cinesi. Qui, a fine gennaio, quando il coronavirus sembrava ancora un'eco lontana nel resto d'Italia, la vivace Chinatown si è di colpo svuotata. Tutta la comunità si è messa in quarantena indipendentemente dal fatto che avesse avuto contatti con persone sospette. Tornare a casa, fatto 14 giorni, sono a casa come isolamento. Tutti i giorni mia moglie consigliare mangiare da me la porta davanti. Perché fatto così? Perché per la sicurezza. Abbiamo ben 8 dipendenti cinesi, 2 si sono licenziati, altri hanno usufruito delle ferie, dei permessi, solo 2 collaborano con noi ma stando a casa. Un'intera comunità in lockdown da quasi 3 mesi. Più di 24.000 persone che hanno seguito Wuhan prima di Roma. Non è che c'è un governo che ha spinto la comunità cinese qui a prendere certe precauzioni, vedendo i propri familiari, gli amici, la loro vita in Cina. Alla fine anche le persone qua hanno avuto paura. Dall'inizio dell'emergenza non si registrano casi di contagio nella comunità cinese di Prato, una provincia che conta una percentuale di malati tra le più basse d'Italia. È la provincia che ha le imprese più chiuse di tutta Italia e questo stona rispetto ai dati che si rilevano dal punto di vista sanitario. Con 6.300 aziende e più di 39.000 addetti, Prato è il distretto tessile più importante d'Europa, ma oggi il 90% delle imprese è chiuso. In qualche modo il prodotto del distretto tessile ha una stagionalità tale che può essere assimilato alla deperibilità dei generi alimentari. In questo momento c'è il picco degli ordini e delle lavorazioni. Perdere queste settimane significa per Prato un danno enorme. Qui non c'è più tempo per aspettare la fase 2. Siamo anche disponibili per una riapertura anticipata ad accollarsi alcune spese per la parte della sicurezza dei nostri dipendenti, a fare anche delle analisi tamponi e eventualmente anche analisi del sangue. Quello che chiediamo è di riaprire in piena sicurezza, ma riaprire tutto il sistema produttivo. E questo ci introduce al tema che svilupperemo tra poco, ovvero la fase 2. Tutti quanti noi dobbiamo imparare a convivere col virus e convivremo per molti mesi. Toccherà a noi, ciascuno di noi, fare dei passi in avanti. Ovviamente quello che deciderà l'autorità politica è importantissimo, ma tocca a ciascuno di noi. Allora do il benvenuto a Roberta Villa, una giornalista scientifica divulgativa. Buonasera Roberta. Buonasera. Guarda con noi un brevissimo frammento del professor Palù, che è un grandissimo, come sai, virologo, che dà qualche cifra e qualche numero particolarmente significativo sull'epidemia. Guardate. Questo virus non si comporterà come né la SARS né la MERS, perché ha una letalità molto ridotta. È un virus più subdolo, quindi perché è più contagioso, e quindi è meno difficile, è più difficile da isolare, come è avvenuto per la SARS e per la MERS, che si sono limitati a 8-9 mila persone, la SARS 2-3 mila persone, la MERS. Quindi qui siamo già 2 milioni nel pianeta e ancora le cifre aumenteranno. Io suppongo che questo virus andrà probabilmente mitigando se stesso, perché se è passato come sembra, ha fatto un salto di specie come non è mai avvenuto dal pipistrello all'uomo, non è avvenuto per Endra, non è avvenuto per Nipah, non è avvenuto per Ebola, non è avvenuto per SARS né per MERS, questo passaggio diretto,
però se è arrivato all'uomo e si sta propagando così facilmente per l'uomo, vuol dire che si è molto umanizzato e come tutti i virus che coabitano con l'uomo tenderà a non uccidere il suo ospite se questo diventerà il suo serbatoio futuro, ma a convivere, a diminuire la sua virulenza. Quindi mi aspetto che noi ci troveremo a convivere con questo virus, magari un'ondata di ritorno il prossimo inverno e forse i prossimi anni, ma avremo già a disposizione farmaci, vaccini, e avremmo imparato molto, soprattutto avremmo imparato, e spero i virologi, quelli veri, in Italia ce ne sono pochi, ma soprattutto a studiare il virus non tanto nell'uomo, ma cominciarlo a studiare di più sugli animali, quali? I mammiferi, i chilotteri, quindi i pipistrelli, i topi, perché è da lì che verranno le prossime infezioni, come fanno a Amburgo, come fanno a Berlino, come fanno in North Carolina, come fanno a Boston. Quindi cominciare a guardare nel serbatoio animale, studiare il viroma con attenzione, perché i virus sono l'elemento vitale più diffuso nel pianeta.